Amici bellini, allora è successo un fatto, lo so è tardi ma voi ve lo vedete lo stesso, non è che tra un poco gioca l'Inter, quindi voi avete quell'impegno sicuramente da fare, ma tra poco, quindi voi vi potete vedere questo video, ve lo vedete approfonditamente, ascoltate l'intervento a Canale 8 perché c'è una sorpresa, una sorpresona, e poi ci vediamo anche a fine video perché la notizia della maglia va commentata. Mi è uscito un pochino, cominciamo. Andiamo negli States a salutare il nostro grande amico Valerio Fluido Celentano per un ottimo caffè 1926. Ciao Valerio! Ciao Silver, come andiamo? Bene, come stai? Bene, molto bene, un po' incasinatuccio, ma è la vita, la famosa vita che aumenta e quindi tu devi stare sempre dietro. Ogni difficoltà deve essere un'opportunità. Ce l'ha insegnato Spalletti e io voglio traslarlo anche nella vita, vai. È verissimo, io sono pienamente d'accordo con te. Comincio proprio da te, perché abbiamo proposto una serie di temi da sviluppare con i nostri telespettatori. Che idea ti sei fatto e soprattutto a quale Napoli-Milan della Marcord sei più legato? Allora, c'è quello di Di Canio che citavi, è stata la mia prima partita al San Paolo da consapevole, perché il mio babbo mi portò allo stadio praticamente in fasce la prima volta a vedere Maradona in tribuna, e non ho ovviamente purtroppo ricordi di quello, però un ricordo di bambino che si avvicinava al calcio è proprio quella partita con Di Canio, e ricordo che tanta fu l'emozione di quel gol e l'effetto che mi fece anche lo stadio San Paolo, che tornai a casa e scrissi sul diario tutte le emozioni. All'epoca si scriveva il diario, chissà se i giovani d'oggi lo fanno ancora, e quindi ho queste pagine del diario probabilmente ancora a Napoli da qualche parte, dove descrivo praticamente l'azione di Di Canio contro quei difensori che all'epoca aveva il Milan, e insomma quello rimane forte nella mia memoria. Insomma, io non mi sento di guardare dietro in questo momento, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare a noi stessi, facciamo quello che dobbiamo fare partita dopo partita. Non le considero neanche finali, Silver, nel senso che è tutto il percorso. La finale è l'ultima partita, è quando veramente non hai più niente insomma da calcolare. Questa è un'altra di quelle partite che ci deve avvicinare al percorso che stiamo facendo. Cosa ti piace di più del Napoli? Cosa invece strapperesti al Milan? Tutta la catena di sinistra del Milan che non mi dispiacerebbe. Io ho cercato di scavare nella memoria recente a guardare la partita dell'andata, dove abbiamo fatto i 3 punti inaspettati in trasferta e non c'erano né Hernandez né Leao, e quindi sarà una bella sfida per Di Lorenzo e credo Politano a questo punto. Del Milan mi piace che sono di solito continui, non vanno a folate come abbiamo visto spesso la Roma o la Lazio. Sono continui nel loro gioco, hanno un gioco ben definito e stanno facendo un percorso molto simile al nostro. Noi all'andata abbiamo avuto la meglio. Del Napoli mi piace tanto, mi piace tanto la varietà del poter attaccare, avere di nuovo Osimhen, aver ritrovato anche un pochino di panchina, perché finalmente possiamo portare dietro di noi anche qualche riserva. Speriamo che insomma Spalletti non ne abbia nemmeno bisogno, ma se ci fosse bisogno di cambiare in corsa, ce l'ha fatto vedere nell'ultima partita con l'innesto di Elmas al 57esimo. Insomma, queste sono le sostituzioni che mi piace vedere, che ti cambia la partita, che ti dà una svolta, e tutto il gruppo squadra mi sembra bello compatto e convinto di fare percorso netto. Pulisce il tavolo. Vabbè, un altro, abbiamo citato quello di Di Canio, un altro che resta emozionante, anche se non fu una vittoria, resta quel pareggio 2-2 allo scadere con Cigarini e Dennis che ribaltarono fuori grotta. Pensa che io non ero allo stadio, ma ero a casa di un amico che saluto, il Criceto si chiama. Ciao Criceto! Salutiamo il Criceto. Ed era che lui abita proprio di fronte alla curva, quindi praticamente noi con tutto sbarrato, perché ovviamente si sente il boato prima ancora della televisione, e molte persone allo stadio non ci credevano più e avevano abbandonato prematuramente. Al gol di Dennis, quando abbiamo poi esultato, abbiamo aperto la finestra, siamo andati fuori al balcone e abbiamo visto un sacco di gente correre di nuovo all'interno dello stadio
giusto per esultare a partita ormai finita. Che dove andate? È la straordinarietà poi del tifoso che in quel momento si fa prendere dall'emozione, se ne va perché è arrabbiato e poi ritorna giusto per un'esultanza finale. Veramente una roba straordinaria. Sai che io ero lì e rimasi però al mio posto, perché poi dopo avrei dovuto fare le interviste del post gara giù ad un Walter Mazzarri veramente al settimo cielo, però tanta gente, anche tanti amici miei che erano venuti con me, andarono via prima e poi dopo, richiamati dal boato, furono costretti a rientrare. Ci fu quel gol pazzesco di Cigarini e poi prese l'ascensore Dennis per fare il gol del 2-2, una cosa incredibile. Poi Silver, tu mi aiuti, se cambia il risultato allo scadere, cambiano tutti gli articoli che stai scrivendo? Tutto, cambia tutto. Cambia tutto, tanto è vero che quella partita poi è divenuta leggendaria, no? Sì, è diverso proprio anche lo sviluppo, al di là dei protagonisti in campo, proprio delle caratteristiche dei giocatori. È chiaro che se metti che sì trequartista già stai dando un segnale, e le poche volte che l'ho visto non mi ha fatto impazzire. Poi dopo ha dovuto correre ai ripari cambiandolo e spostandolo poi in mediana. Hanno la tendenza di prendere uno dei due centrali di centrocampo, di metterlo in mezzo ai due difensori centrali e quindi fare una costruzione a tre che è diversa da quella che fa del Napoli, dove si sposta tutto su un lato, e quindi lì deve essere bravo, deve fare un grande lavoro anche Zielinski, se sarà lui ad accompagnare Osimhen nel primo pressing, insomma non dare troppo spazio, perché poi si allargano con entrambi i terzini e diventa complicata. Se mettono che sì, vuol dire che hanno intenzione di schermare loro, i nostri Lobotka e Fabian dall'inizio, e dobbiamo essere bravi anche a fare una pallata ogni tanto, perché c'è Osimhen e quindi si può sfruttare. Esattamente. Chi c'è in attesa? Pronto? Ciao Silver, sono Fabio, buonasera. Ciao Fabio, benvenuto. Sono un amico di Valerio in primis, e in secondo io e te ci siamo visti già 3-4 volte. Lavoravo di fronte dalla compagnia del gas, la vigilanza, non so se ti ricordi. Grande Fabio, come no? Certo. Come stai? Bene, piacere. Un saluto a Rita. Che sorridente, ti ascoltiamo Fabio. Volevo fare come si dice, il cerchio chiuso, diciamo così, che se 4 anni fa si è partiti con Juve-Inter, cioè Inter-Juve con Orsato e Valeri, magari ce l'hanno mandati a noi a Napoli questa volta per chiudere la situazione, diciamo, magari farci, non dico un favore, ma quasi, diciamo così, perché sento molti tifosi preoccupati, tante, diciamo, voci anche sul canale da noi, da Valerio, è una cosa, diciamo, sono tutti pessimisti. Io invece a sto giro voglio essere un po' più ottimista. Orsato stavolta non dico ci favorirà, magari arbitrerà per quello che è. Mi preoccupa più quello al VAR, perché diciamo è un po' miope. Cioè tu dici una sorta di sanatoria? Non proprio, diciamo che io spero che sia solo ed esclusivamente, diciamo, un arbitraggio normale. Esatto, che poi quello che si chiede. Perché tra Valerio e Mazzoleni, diciamo, facciamo tipo, capito, Ambrin, ce la lancia e ce la cantiamo tra di noi. Però dai, forza, proviamo a essere un pochino diciamo ottimisti, non so che ne pensa Rita. Sì, ora sentiamo quello che pensa, io mi sono già espresso. Sì, vabbè, ascoltavo prima pure il tifoso là da Balle che diceva da 50 anni è sempre la stessa storia, purtroppo è la storia che noi riviviamo, che si rincorre. Ma a volte può anche succedere che tutto... No, io devo dirti la verità, Fabio, io sono molto fiducioso, cioè non vedo fantasmi. Se ricordo i fatti di 4 anni fa è proprio perché da lì si deve partire affinché non succeda più. Però per domenica sera io ti dico che sono molto fiducioso, continuo a ritenere Orsato un arbitro bravissimo e niente, poi ragazzi si starà un po' più attenti in cabina di regia. A me preoccupa quel gol che fece l'Inter con la comitata di Dzeko là, che con il Venezia. Col Venezia, allora, sì. Al Venezia. Allora per esempio a volte dici non sono proprio cose clamorose come succedono con quelli là, ma comunque c'è sempre qualcosina. Però con questi qua ce la possiamo giocare, diciamo, con Inter, Milan, almeno
per quanto riguarda gli 11, poi i 15, quelli che là sono più forti che giocano in 15, ho sentito un mondo parallelo, ma io credo che sia un regolamento a parte per loro. Forse sì. E poi il resto delle 19. Forse sì. Un'ultima cosa, vai. volevo dirti, Silver, poi che vado via. Con noi da Valerio ragioniamo sempre magari degli scontri diretti, eccetera, Sì. eccetera. Io ho sempre avuto un unico pensiero: se togliamo il Napoli restano 19 squadre, ok? Togliamo le prime 3, facciamo che il Napoli arriva quarto, ne restano 15. Magari se si vincesse l'andata e ritorno con le medio piccole e qualche partita tipo con Roma e Lazio, andremo sugli 80-85 punti, proprio conti alla mano, e la Champions sarebbe sempre assicurata. Sì. Che ne pensi? Assolutamente un saluto, così. ci vediamo presto e un saluto a Ricci. Ciao Fabio, ciao, Buona grazie. serata. Allora, amici bellini, insomma, avete sentito il mio intervento a Canale 8 da Silver. Lo trovate sui social integrale, insomma io quando vado ospite dall'ottimo Silver Mele sto un sacco di tempo, quindi non posso nemmeno postarvelo integrale. Insomma ci siamo divertiti ad analizzare sensazioni, cose importanti. Poi la cosa bella però avviene dopo, perché l'ottimo Fabio Versatile, che insomma è intervenuto, non è riuscito a chiamare in diretta mentre io ero presente, non fa niente, comunque ha portato in alto il verbo del Caffè Napoli 1926 della community, e quindi bene così, anche con un po' di positività. Prendiamocela questa positività di Fabio Versatile e andiamo verso questa partita fiduciosi. Domani ovviamente commenteremo le parole di Spalletti, perché parlerà in conferenza alle 3 italiane, quindi bella sveglia anche per me, ma va bene così. E la notizia della maglietta riecheggia, molti me la state mandando anche in privato, è importante, gli amici del gruppo degli abbonati, gli amici su Instagram, insomma parrebbe, no invece è proprio ufficiale, perché il comunicato è ufficiale, che il Napoli non giocherà con questa maglietta rossa che non è piaciuta veramente a nessuno, forse veramente percentuali, non diciamo mai 0% perché è sbagliato, qualcuno magari l'ha apprezzata lo stesso, però veramente pochi, in pochi. E allora si è cambiato, si è scelto di utilizzare quelle già prodotte, perché evidentemente ne devi produrre un numero anche limitato prima di metterle in vendita. Poi non lo so come funziona tecnicamente, se tu aspetti gli ordini per produrle, perché poi si fa anche così. Anche la maglietta del Fruido.net che trovate sul mio sito, questa la trovate in vari colori e poi è bella perché Messico 86, questo è poi una marchetta mia, non sono già prodotte. Se voi la ordinate viene prodotta e in tempo breve, 7 giorni, 10 giorni massimo, viene prodotta, stampata, spedita e vi arriva a casa. Quindi il Napoli queste magliette già prodotte le utilizzerà, le metterà in vendita autografate e farà beneficenza totale verso insomma quelli che stanno subendo i danni più gravi di questa guerra inammissibile. E quindi bene così. A questo, e questa già è una cosa lodevole, apprezzabile, che noi apprezziamo della società, contemporaneamente parrebbe che quindi verrà utilizzata una maglia classica azzurra, che mi piace. Se vogliamo fare un pensiero alle sfide dell'epoca degli anni 80, la maglia azzurra contro il Milan, la maglia azzurra, perché loro sono rossoneri, non devi nemmeno cambiare in trasferta. Ecco, questo per il calcio che veniva. Poi il calcio dell'epoca, il calcio attuale è chiaro che ha tutta un'altra serie di logiche, di dinamiche che ti devono portare a vendere il nuovo prodotto, il marketing, eccetera eccetera. Ma va bene così, così ci piace, così anche ci dimostri che ascolti. Può essere anche che certi tipi di operazioni si mettono sui anche i leaks, quando esce, capito? Forse sta uscendo questa maglia, così è controllabile, probabilmente alle volte si fa anche di proposito, si lascia scappare un'immagine e si valuta il commento a caldo della tifoseria e di chi sta sui social. Evidentemente il commento a caldo è stato impietoso, a nessuno è piaciuta questa cosa qua, e quindi viene ritirata l'idea di giocare con la maglia rossa, si giocherà con una maglia tradizionale. Queste sono le notizie che abbiamo
e quelle rosse non vengono buttate, vengono utilizzate per fare beneficenza. Così facciamo un plauso alla società e va bene così, andiamo avanti. E poi al di là del risultato resta solo la maglia, e quindi a noi la maglia interessa, però al di là di possiamo andare in campo anche nudi, non c'è problema, anzi questo si paventava a inizio stagione, quando le maglie non erano ancora pronte per inizio stagione, ma invece si è fatto in fretta e furia e va bene così. Da quando non se ne aveva nemmeno una siamo a 12 maglie e non incredibile, però va bene anche questo. Formazioni eccetera eccetera domani, perché altrimenti andiamo in confusione. Questa è solamente una chicca, visto che tutti me lo state scrivendo, la possiamo commentare insieme nei commenti. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa iniziativa del Calcio Napoli. E da New York Valerio Fluido è momentaneamente tutto, le cose poi si sviluppano, va. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.